delle vere e proprie cartoline paesaggistiche, il mare, la natura, il verde. Tutto questo è golf, ma non solo, perché il golf è principalmente uno sport, immerso nel silenzio è vero, ma è pur sempre una competizione. Attraverso il nostro percorso potremo scoprire quali sono i posti più suggestivi per praticare questa disciplina. Il golf è uno sport il cui scopo consiste nell'infilare una pallina singolarmente piccola in una buca ancora più piccola e orribilmente lontana, incontrando lungo la strada tutti gli ostacoli che la natura e la cattiva sorte riescono a frapporre tra voi e l'obiettivo. Sembra altrettanto intuitivo che soltanto la passione può spingere a dedicarsi a tale pratica. Il golf è un gioco o uno sport? O forse è piuttosto una sana ossessione? Non vogliamo rispondere a queste domande, vogliamo invece provare a farvi entrare e vivere dall'interno la magia e la suggestione del campo di golf. Naturalmente il nostro obiettivo sarà rivolto verso il mondo golfistico in Sardegna. Visiteremo i campi e conosceremo i maestri. Vi faremo giocare con noi le buche più belle e incontreremo i giocatori sardi, campioni e non. Scopriamo meglio ora quali sono gli strumenti per giocare a golf. Andiamo a vedere cosa c'è dentro una sacca. Ci aiuterà il maestro Dan Williamson. Allora, una sacca prima di tutto deve contenere massimo 14 bastoni. I bastoni si dividono in ferri e legni. I legni, che oramai sono fatti anche loro di ferro, sono le leve più lunghe, cioè i bastoni con i quali facciamo la massima gittata, mentre invece i ferri si dividono per numero, vanno dal ferro 3 al ferro 9, più altri 3 o 4 wedge, cioè bastoni con i quali si fanno gli approcci, e poi c'è il putt, il bastone con il quale facciamo rotolare la palla sul green. È curioso vedere come nelle sacche siano presenti i cappucci, sono colorati, danno insomma più colore, vivaci. Spieghiamo meglio la funzionalità di questi cappucci da inserire nelle macchine. Allora, il cappuccio un tempo serviva quando i bastoni erano fatti di legno e quindi servivano per preservarli dai graffi, dall'umidità, ed erano fatti di stoffa, di lana. Adesso in realtà non servono solo per evitare i graffi sul metallo o comunque a dare appunto vivacità alla sacca da golf. Siamo al Pevero, in Costa Smeralda. Alle mie spalle la buca numero 7. Questo è sicuramente uno dei campi più difficili, anche per il golfista più esperto, se non altro perché il vento mette in difficoltà chiunque. Ma andiamo ora a scoprire meglio il Pevero Golf Club. Il campo del Pevero è un campo assolutamente irripetibile. È nato da un'idea, da un sogno del principe Aga Khan e poi fu realizzato con un progetto che iniziò alla fine degli anni 60 da Robert Trent Jones. È un campo che ha fatto molta storia in Italia, si è disputato nel 78 un Open d'Italia ed è un campo dove il suo progettista Robert Trent Jones è riuscito a giocare in maniera incredibile con la macchia mediterranea, con il granito, quasi come se i sassi fossero stati spostati da dita divine. Chi ha giocato al Pevero conosce benissimo le viste mozzafiato che si possono avere dal T della 4 verso Caprera, verso la Corsica, oppure dal T della 15 vedere la baia di Cala di Volpe insieme poi a Mortorio, a Sofi.
Trent Jones è riuscito a fare un grande capolavoro e il capolavoro è stato finito dalla bellezza stessa della Costa Smeralda. La proprietà ora è della Colony, una società che possiede anche i più grandi, i più esclusivi alberghi della Costa Smeralda. Cito Cala di Volpe, Petrizza, Romazzino, Il Cervo, insieme ad alcuni ristoranti di livello. Ed è una missione dare il massimo degli standard qualitativi possibili. Il percorso è un percorso complesso, 18 buche che si snodano muovendosi nella macchia e soprattutto dove il vento gioca un ruolo decisivo. A seconda del vento, grecale, maestrale, si riesce ad avere un campo diverso ogni giorno. Il Golf del Pevero sta proprio cercando di lavorare su eventi a spot il più possibile continuativi, di trovare nei calendari vari eventi. Quest'anno in particolare, proprio nella stagione autunnale, in ottobre, da noi si svilupperà la finale nazionale del trofeo Rolex e la finale mondiale dell'Audi World Cup. Quando noi siamo arrivati qui, noi nel senso questo consiglio, siamo arrivati qui, abbiamo ereditato un campo da golf che puntava tutto sulla gente che veniva qui a fare le vacanze. Era una situazione totalmente sbagliata. Adesso invece noi abbiamo impostato tutta la politica del circolo per portare anche la gente che vive qui a poter usufruire di questa struttura. Abbiamo fatto incentivi, abbiamo fatto promozioni, abbiamo per un certo periodo azzerato anche le quote d'ingresso, abbiamo portato dentro un sacco di gente che è diventata lo zoccolo duro del Pevero. Il golf è un ottimo strumento per destagionalizzare la stagione estiva. Noi ci auguriamo sempre che in Sardegna nascano altre situazioni di questo tipo, nascano altri campi da golf, di modo da poter creare quei circuiti che sono l'unico motore vero che movimenta tutti i giocatori del nord Europa. Occorre capire e concentrare le proprie forze per la costruzione di campi il più possibile vicini, altrimenti non sarebbero di nessun interesse per il tour operator. Bisogna avere qualche campo in più perché la gente viene e non può stare una settimana nello stesso posto, vuole girare un giorno in un campo, un giorno in un altro. E i nostri sono bellissimi ma sono lontani, perché di qui a Isarenas ci va quasi 200 km, andare a Ismolas se ne vanno 350, è un po' troppo. Fare incoming di tipo golfistico significa dare come soluzione la presenza di almeno 3-4 campi nella stessa zona. Invito tutti i golfisti a provare questo campo straordinario. Credo che giocare qui sia un privilegio e credo che sia un pochettino respirare leggenda. Sono tanti i personaggi famosi che hanno calpestato il Green del Pevero. Uno fra tutti Maradona, ma anche George Clooney è un affermatissimo golfista. Andremo ora a scoprire più da vicino in cosa consiste una lezione con il maestro Dan Williamson. Prima di parlare dello swing parliamo dei fondamentali. Il grip, cioè come si tiene il bastone, è una delle cose più importanti.
È una delle cose più importanti perché oltre a dare la direzione dà anche la velocità alla testa del bastone. Cosa significa? Che tenere correttamente il bastone in mano ci permette non solo di far arrivare la faccia del bastone dritta verso dove vogliamo lanciare la palla, ma consente anche un buono sviluppo della velocità della testa del bastone. L'address è un altro principio fondamentale dello swing, e cioè la posizione con la quale ci si indirizza alla palla che vogliamo colpire. È una posizione molto semplice, dobbiamo avere una posizione dei piedi larga quanto le spalle, una schiena dritta, le braccia che cadono in verticale rilassate e l'angolo che si forma nelle ginocchia è un angolo appena sufficiente a rilassare la tensione delle gambe e della schiena e che ci deve supportare durante l'intero gesto. Ogni giorno, per raggiungere i nostri obiettivi, ci affidiamo alle nostre risorse percorrendo una lunga strada fatta di ostacoli da superare, di difficoltà da affrontare e situazioni da risolvere. Così, anche su un campo da golf, il giocatore parte da un punto preciso e, armato solo delle sue mazze, della sua abilità e del suo ingegno, colpisce una pallina lanciandola a grande distanza lungo un percorso insidioso e irto di ostacoli, al fine di raggiungere una piccola buca posta a notevole distanza. Il gioco è ripetuto 18 volte su 18 differenti buche di diversa lunghezza e la somma minore di tutti i colpi eseguiti per completare il percorso determina il vincitore, anche se in realtà il golf è una personale sfida contro il campo e contro se stessi. Passeggiando per i campi da golf abbiamo avuto la possibilità di conoscere uno dei più grandi tennisti italiani in assoluto, Nicola Pietrangeli, che da tempo pratica il golf con grande passione. Ora andremo a sentire cosa ha da raccontarci. Guarda un po' che colpo vi faccio, Io sono, tra virgolette, un vecchissimo golfista. Esagerato. Nel 1961, e in Italia il golf negli anni 60 era considerato altro che elite. In Australia, per giocare la Coppa Davis, mi avevano regalato come premio una sacca da golf. Torno a Roma e che faccio con questa sacca da golf? Un mio amico mi dice: dai, vieni a giocare a golf. E lì mi sono fatto socio all'Acquasanta nel 61. E devo dire la verità che mi ha preso, ma proprio di brutto. Io aprivo il circolo e chiudevo il circolo. Io mi ricordo per il caddy che mi diceva: dottore, qui è notte, in 2 mesi io giocavo 18. Non sono un grande praticante perché, un po' per pigrizia, il mio gol deve essere giocato con gli amici per divertimento e non seriamente perché sono troppo scarso. Mangia il panino, Mangia. No, non posso, dai, è poco carino una signora che mangia il panino. E perché? I valori del golf sono tanti, ci sono i valori sportivi, ci sono i valori sociali e poi ci sono anche i valori, chiamiamoli, ambientali. Quello che è bello del golf è di stare all'aria aperta non per poco tempo. È sicuramente un conoscere i posti, conoscere la gente.
quando si va su un campo da golf molto probabilmente dimentichi un po' quello che succede tutti i giorni dietro di te, perché i posti sono sempre bellissimi. La gente, quasi sempre per bene, perché la gente per bene al 100% ormai non c'è più, ma e poi ti rilassa. Il golf è un gioco molto rilassante. Dove andiamo, là? Poi te la prendi con te stesso, è inutile raccontare che giochi contro il campo, no? Guardalo! Cattivo questo, Molti giocatori di tennis sono diventati molto forti, quando dico molto forti, addirittura lender e scratch di golf. All'epoca io avevo un mio amico belga, Philippe Vacher, che nello stesso anno è stato campione del Belgio di sci, tennis e golf. Gli australiani hanno tutti giocato a golf, forse anche in Australia specialmente, questo è dovuto al fatto che ci sono tanti campi da golf comunali, quello che secondo me bisognerebbe fare in Italia. In Australia una volta ho preso un tram, perché avevamo un tram che ci portava dall'albergo al tennis, e il conducente, vicino a lui c'era una sacca da golf. È arrivato al capolinea dove è sceso, ho preso la sacca da golf, di fronte c'era un campo comunale dove probabilmente con 5 euro ha giocato 18 buche. Questo sarebbe fantastico anche per l'Italia. Più si fanno campi, chiamiamolo meno cari, e più la gente si avvicina al golf. Chi è contro di me? Tutti contro di me. Siamo nel fairway della buca 15 del Pevero. Alle mie spalle è un bunker. Solitamente non ci si vorrebbe mai soffermare su un bunker, ma questa è un'occasione per scorgere la bellissima baia di Cala di Volpe. E adesso dal Pevero ci spostiamo al Tanca Golf Club per la buca della settimana. Siamo alla buca numero 3. Ho scelto questa buca che è la mia preferita perché abbiamo tutta la vista sul mare e anche tutta la macchia mediterranea che caratterizza molto la Sardegna. Io ho scelto un ferro 6 per questo par 3 di 156 metri. La buca ha un grandissimo dislivello verso il basso e adesso andiamo ad effettuare il colpo. Siamo arrivati in un colpo solo in green dalla partenza lassù di 156 metri. Ora andremo ad effettuare questo colpo che non è tanto difficile perché è abbastanza corta la distanza che dobbiamo fare, ma un pochino in pendenza, quindi andremo a tirare un pochino di più sul bordo sinistro. Bene, abbiamo effettuato questo par 3 in 2 colpi, quindi un birdie. Ricordiamo che cos'è un birdie? È quando concludiamo una buca con un colpo in meno rispetto al par.
La Sardegna è la terra ideale per il gioco del golf. Non è solo il clima mite a favorire la pratica di questa disciplina, ma la straordinaria bellezza dei paesaggi, gli ampi spazi, la qualità degli impianti e la presenza di turisti provenienti da tutte le parti del mondo concorrono a fare dell'isola una meta eccezionale per praticare questa disciplina. In Sardegna troviamo diversi campi da golf. 4 campi a 18 buche. Ismolas, situato nella costa sud-occidentale della Sardegna, è una splendida destinazione golfistica che ha ospitato per ben 4 volte l'Open d'Italia, massima competizione nazionale. Isarenas, disegnato da un celebre architetto come Robert von Hegg, il campo, in provincia di Oristano, è considerato fra i più belli d'Italia. Tanca, sulle colline di Villa Simius, si snoda un tracciato di singolare bellezza e difficoltà. Il Pedro, una posizione straordinaria per un percorso sorprendente. Indimenticabile la vista dalla clubhouse sul golfo del Pedro e di Cala di Volpe. 2 campi a 9 buche. Punta Alvia, affacciato sul mare, si snoda in un contesto altamente spettacolare. Le buche, spesso a picco sul mare, suscitano forti emozioni per la loro panoramicità. Sadanca, nella invidiabile posizione tra Cagliari e le spiagge della costa sud-occidentale. Il campo propone degli impegnativi fairway e dei veloci green. Ed infine 6 campi prova. Chia, il centro Ercole Cellino ad Assemini, il Sinis Golf Club, il Golf Club Porto San Paolo, il centro Borgo di Campagna ad Olbia e il campo pratica di Sassari. Si conclude qui la nostra puntata al Pevero. La prossima settimana scopriremo altri campi, altre curiosità su questo meraviglioso sport. Per ora, buon gioco a tutti!